Il libro nasce da questa esigenza di mostrare che, a differenza di altre culture politiche, quella della destra si riconosce nel valore, nel collante ideologico che tiene insieme diverse generazioni di persone che hanno creduto in questo valore, e appunto questo è senz'altro la statualità, cioè l'idea dello Stato nazionale. Da Gentile a Borsellino, entrambi non a caso siciliani, viene questo messaggio forte, un orizzonte di senso ideale, ben presente per coloro i quali si riconoscono nella cultura della destra, che è appunto la cultura dello Stato. Lo Stato non è semplicemente un apparato burocratico amministrativo, è un'idea, è una cultura, quella di sentirsi appartenenti ad una nazione organizzata dallo Stato, che è precondizione anche oggi della democrazia.